Eccoci qui. Buongiorno a tutti, buongiorno. Invitiamo le gentili autorità ad avvicinarsi perché tra poco inizieremo proprio con l'apertura ufficiale della Festa del Radicchio e dei sapori della tradizione veneta di Mirano. Autorità, avvicinatevi pure, sindaco, vice sindaco. Eccoci qui, allora ci siamo tutti e diamo ufficialmente inizio a questa festa del radicchio e dei sapori della tradizione veneta di Mirano. Un graditissimo ritorno perché per 2 anni questa manifestazione non c'è stata a causa del Covid e quindi siamo davvero molto felici di essere accolti in questa bellissima piazza meravigliosamente allestita in questa domenica 22 gennaio. Allora, un caloroso saluto anche alle autorità presenti. Abbiamo il presidente della Proloco di Mirano, Roberto Gallorini, che è il comitato organizzatore, con il vicepresidente della Proloco, Silvestro Zecchinato. Un saluto al sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, al vice sindaco, Maria Giovanna Boldrin, all'assessore delle risorse agricole di Mirano, Elena Spolaore, all'assessore politiche sociali di Milano, Alessandra Fiorio. Un saluto anche all'assessore all'istruzione e alla cultura di Mirano, Maria Francesca Di Raimondo, e anche al sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, che insomma è qui vicino ed è venuto a portare il suo saluto. E allora io passerei la parola al presidente della Proloco di Mirano, Roberto Gallorini, per un suo saluto. Che effetto le fa vedere questa piazza oggi? Beh, intanto scusate, intanto rivederci qua dopo 2 anni fa una bella emozione. Noi della Proloco ormai da quasi 25 anni organizziamo questa festa che ha 25 anni. Il primo anno c'eravamo, ma non eravamo noi gli organizzatori in primis. Adesso siamo qua assieme alle associazioni di categoria degli agricoltori, la CIA, la Coldiretti, Confagricoltura, assieme chiaramente all'amministrazione comunale di Mirano, con il patrocinio della Regione Veneto, all'Istituto 8 Marzo Coral Lorenz, con la Strada del Radicchio, con il Consorzio del Radicchio IGP Rosso di Treviso. Quindi tutti assieme organizziamo questi eventi che vengono raggruppati poi in un evento molto più grande che si chiama Fiori d'Inverno. La vedete quel grande tabellone, quest'anno sono 12 manifestazioni che si svolgono nel territorio di produzione IGP del Radicchio. Ed è Mirano fa parte di questo territorio, quindi Mirano può dire che è luogo dove si produce il radicchio rosso di Treviso. Poi, a parte il radicchio, era anche portare in piazza quelli che erano i nostri agricoltori. Oltre a 32 espositori in piazza abbiamo oltre 50 bancarelle che portano quelli che sono i prodotti della nostra terra. Per i ragazzi penso che sia molto importante questo. Hanno cominciato qua, tutti questi qui davanti, imparando qualcosa sul radicchio, e vedo che là hanno fatto tanti disegni, tante opere, bravissimi, ma con loro possono apprezzare in giro, vedere quelle che sono le priorità e le cose più importanti del nostro territorio. Noi come volontari della Proloco ce la mettiamo tutta, voi capite che dietro tutto questo c'è un'organizzazione non da poco. Tante persone hanno lavorato e quando parliamo di volontari sapete che i volontari lavorano gratuitamente e quindi a questi dobbiamo dire veramente grazie, perché è grazie a loro che si possono realizzare queste manifestazioni che promuovono il nostro territorio, i nostri prodotti, le nostre tradizioni. Vi do appuntamento dopo tutto questo anche nel pomeriggio, dove vi ricordo che qui da questo palco e lì anche sulla strada il gruppo folcloristico I Possagnot presenterà musiche e balli della tradizione, quindi potremo anche
divertirci un po' e chi vorrà potrà accompagnarli anche nel ballo o nel canto. Ecco, vi ringrazio e vi do appuntamento fra l'altro alle prossime appuntamenti del Comune di Mirano, che cominceremo, ci sarà il Carnevale e poi ci sarà come sempre il 25 aprile la Festa dei Fiori. Grazie a tutti. Grazie Presidente, insomma avete capito che sarà una domenica 22 gennaio particolarmente ricca in questa piazza Martiri. Per un saluto io chiedo di avvicinarsi il Sindaco di Mirano, Tiziano Baggio. Prego Sindaco. Buongiorno a tutti, ciao ragazzi, ciao ragazze. I nostri bambini e le nostre bambine hanno prodotto tanti disegni che afferiscono al mondo dell'agricoltura, al mondo del radicchio, e poi andremo alle premiazioni e ringrazio Conf la CIA che organizza da quanti anni ormai? Da 9 anni questo bellissimo concorso. Quindi benvenuti ai milanesi, benvenuti a chi ci viene a trovare da fuori. Ringrazio della presenza il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola. Mirano insieme a Martellago fa parte in modo orgoglioso, direi, dei 5 comuni della provincia di Venezia che fanno parte del consorzio IGP del radicchio tardivo di Treviso e del radicchio di Castelfranco. Sono 24 i comuni, quindi noi siamo molto orgogliosi di fregiarci di avere un prodotto bello, è il re del radicchio, per questo è anche il prodotto più caro, ma per questo è anche il prodotto più buono. Chiudo leggendo un vecchio detto popolare che dice che il radicchio tardivo di Treviso è il dono che l'autunno fa all'inverno per rallegrare i campi ormai grigi e incupiti dalla stagione fredda attraverso i suoi colori sgargianti. E quindi è un prodotto che ci fa passare dalla bella stagione alla stagione della rinascita. E ringrazio la Proloco che a Milano è protagonista di questo, perché le manifestazioni della Proloco iniziano a gennaio, dov'è Roberto? Con radicchio, un prodotto del territorio, si chiudono a novembre con l'oca, un prodotto ancora del territorio. Quindi grazie Proloco per tutto quello che fate. Grazie Sindaco. Perché le belle manifestazioni e soprattutto le belle soddisfazioni vanno condivise anche con i territori circostanti, chiederei al sindaco Andrea Saccarola della vicina Martellago di portare il suo saluto. Buongiorno sindaco. Buongiorno bambini, ciao bambine, genitori. Sarò veloce anche perché sono un ospite ed è giusto che parlino le autorità. Intanto grazie al sindaco Baggio, al presidente Gallorini della Proloco. Sappiamo quanto importante sia questa festa, 25 anni, un quarto di secolo, quindi tanta tradizione, e negli ultimi anni vi vedo sempre a voi bambini qui in prima fila perché so che fate un concorso molto bello e state aspettando per capire chi ha vinto. Sarebbe da dire 1000 grazie oggi, però io vorrei dire grazie a 2 categorie, sicuramente ai nostri contadini che sappiamo che per raccogliere il radicchio fanno un lavoro molto faticoso, lavorano sotto zero, lavorano sotto le intemperie del tempo, ma alla fine raccolgono un prodotto che è bellissimo, è buonissimo e sicuramente fa bene. L'altro grazie va alla Proloco perché sappiamo benissimo che nel nostro territorio le nostre Proloco sono il motore delle manifestazioni, quindi Presidente grazie, ringrazio anche la mia di Martellago visto che sono qui, ma soprattutto vanno ringraziati tutti quei volontari che, come hanno detto prima, lavorare è una brutta parola, però vengono qui, spendono del tempo, portano via tempo anche alle famiglie e lo fanno gratis. Quindi un bel applauso alle Proloco e a questa festa. E vi auguro una buona festa del radicchio a tutti. Grazie Sindaco. Bambini, ancora 2 minuti di pazienza perché dobbiamo leggere una cosa importante. Presidente Gallorini, venga vicino a me.
Leggiamo insieme la lettera che il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha voluto inviare proprio alla Proloco perché non ha potuto essere qui oggi. Allora venga qui che la leggiamo insieme. Allora. Pregiatissimo Presidente Gallorine, come anticipato dalla mia segreteria mi duole comunicare che a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò presenziare all'inaugurazione della 25esima edizione della Festa del Radicchio e dei Sapori della Tradizione Veneta. Desidero tuttavia porgere il mio ringraziamento più grande a tutti i volontari della Proloco di Mirano che anche quest'anno si sono impegnati per dare vita a questo tradizionale appuntamento non solo per la comunità ma anche per l'intero territorio. Territorio che in questo tradizionale appuntamento trova infatti la vetrina perfetta per mostrare tutte quelle eccellenze agroalimentari che illuminano un comparto traino dal punto di vista economico e occupazionale, nonché autentico presidio di cultura e tradizioni. I sapori che compongono la nostra cucina regionale racchiudono infatti antichi saperi, talvolta tramandati di generazione in generazione perché declinati secondo il tempo slow della tradizione. Riscoprirli, così da valorizzarli ulteriormente, contribuisce quindi a mantenere viva la nostra identità. Augurando un meritato successo anche di pubblico all'edizione di quest'anno, voglio gradire il mio cordiale saluto che per suo cortese tramite estendo con piacere a tutti i presidenti. Dottor Luca Zaia. E questa è sicuramente una grande soddisfazione. Allora, possiamo passare alla premiazione, no? Era ora. E allora chiamo Massimo Coletto, responsabile della CIA sezione di Mirano, che ci introduce quello che avete fatto oggi. Prego. Sì, grazie a tutti. Prima di andare alla premiazione volevo comunque da parte mia, da parte anche del Presidente di zona e di tutti i nostri agricoltori ringraziare i bambini, ringraziare le docenti, ringraziare l'amministrazione comunale per la collaborazione che ci ha dato nel promuovere questa iniziativa, concorso grafico pittorico rivolto alle scuole primarie che quest'anno è arrivata alla nona edizione. Anche quest'anno come le passate edizioni i lavori sono stati tanti, le classi partecipate sempre di più ogni anno, a parte i 2 anni di sospensione dovute al Covid, e devo dire che i lavori anche quest'anno si sono dimostrati, poi meglio di me l'assessore, che la voglio qui a mio fianco, l'assessore all'istruzione che assieme a noi la CIA fa parte della commissione che ha giudicato e classificato i lavori. Devo dire che per noi commissione non è stato facile fare una graduatoria, sarebbero stati tutti primi o comunque tutti premiabili, però insomma è un concorso, un premi per cui è giusto dare una graduatoria. Quindi un ringraziamento veramente di cuore a tutti voi, bambini, insegnanti e amministrazioni che anche quest'anno ci avete dato questa grande soddisfazione di partecipare. Concorso che, rivolto agli istituti primari, quest'anno aveva come titolo le produzioni agricole locali, l'uomo e l'ambiente, da coltura a cultura del lavoro agricolo. Diciamo che quest'anno abbiamo voluto mettere al centro come tema l'uomo, che l'uomo con la sua presenza, con le sue attività modifica l'ambiente, lo trasforma, però l'essere umano nella sua trasformazione al territorio in cui vive deve comunque, adeguando alle proprie esigenze, lo deve comunque preservare, tutelare e lo deve comunque rispettare. E su questo, tutela del territorio e la presenza, il ruolo dell'agricoltore e dell'agricoltura, in primis i produttori di radicchio, perché siamo in questa manifestazione, hanno un ruolo importante. Se è d'accordo, prima di andare alla premiazione volevo comunque dare un attestato di partecipazione a tutte le classi che hanno partecipato a questo concorso. E quindi